Incidente la scorsa notte ad Albaredo di Vedelago con la fuoriuscita autonoma di un'auto finita nel giardino di un'abitazione. In ospedale un 18enne e un 27enne ferito in modo serio. Parapendista tedesco sbaglia l'atterraggio e sfonda con le gambe il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata. Per lui una lesione spinale, è accaduto a Borso del Grappa. Massima precauzione anche se avvisaglie concrete non ce ne sono. Il ministro dell'Interno Piantedosi a Padova per il raduno nazionale dell'ANPS spiega così la circolare inviata a questori e prefetti dopo l'omicidio Kirk negli Stati Uniti. In Prato della Valle a Padova la sfilata dell'Associazione Nazionale della Polizia trasmessa in diretta su Antenna 3 stasera, sempre sulla nostra emittente alle 21 il concerto della banda della Polizia al Teatro Verdi. Ieri a Mestre, al Festival della Politica, è intervenuto anche il professor Massimo Cacciari che ha parlato di regionali, tranchant la sua analisi per il PD. Si tratta di una sfida impossibile, dice, si concentri su Venezia. L'autunno deve ancora iniziare, ma sono già molti trevigiani colpiti da sindromi influenzali, crescono i ricoveri in ospedale e anche il Covid torna ad aumentare. Grande festa per il gruppo Alpini Spresiano Lovadina che ha festeggiato i 60 anni inaugurando la nuova sede, presenza silenziosa ma costante, ha detto il sindaco della Pietra. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con quanto accaduto la scorsa notte ad Albaredo di Vedelago, dove un'auto è uscita di strada autonomamente ed è finita nel giardino di un'abitazione. Feriti 2 ragazzi di 18 e 27 anni. Questi fanai accesi qua e ora sono posso. È stata una notte di grande paura, quella vissuta dalla proprietaria di questa casa, svegliata in piena notte, erano circa le 3 da un violento boato, come racconta il figlio che abita a pochi metri dalla madre, subito arrivato per vedere cosa fosse successo. E si sono svegliati, un gran botto, poi i vicini hanno chiamato subito l'ambulanza e ci siamo trovati la macchina dentro il giardino, insomma. Vi siete spaventati? Sì, parecchio, sì. Poi fortunatamente sono arrivati subito i soccorsi, i pompieri e i carabinieri. Siamo in pieno centro ad Albaredo di Vedelago, è qui che un'auto, una Renault Clio, è uscita di strada abbattendo prima il palo della fermata dell'autobus, finendo poi la sua corsa nel giardino di questa abitazione. Alla guida un 27enne di Vedelago, accanto a lui una 18enne di Albaredo. Uno stava sdraiato, quindi sì, si vedeva che stava un po' male, probabilmente anche l'impatto, l'airbag eccetera, però comunque poi è arrivato subito il soccorsi. I 2 feriti sono stati subito soccorsi dai sanitari del SUEM e trasportati in ospedale. Il 27enne è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, ferite lievi per il 18enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelfranco e i carabinieri per i rilievi di legge. Spetterà loro ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Come da prassi saranno svolti accertamenti sul conducente dell'auto per verificare l'eventuale assunzione di alcol o altre sostanze. Quanto accaduto la scorsa notte in questo punto di Albaredo non è una novità per i residenti. Non è la prima volta che succede, è successo diverse volte qui da noi, anche l'ufficio vicino, perché la curva qui, soprattutto la sera, le macchine tendono a correre troppo veloci e ce li troviamo dentro in giardino o se li trovano nel cortile dell'ufficio dell'assicurazione qui vicino. È successo già diverse volte. Bisognerebbe trovare un sistema per rallentare la gente proprio su questo pezzo di strada qui. E uno schianto violentissimo tra 2 scooter nel veneziano a Malamocco, al Lido di Venezia, ad avere la peggio. Silvio Capuzzo, 74 anni, residente poco lontano dal luogo del gravissimo incidente. La tragedia nella tarda serata di ieri tra via Alberoni e via Doge Galla. Nulla da fare per l'anziano che è morto sul colpo. Il 74enne aveva perso il figlio nello stesso modo 25 anni fa. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ferito ma non gravemente anche l'altro scooterista portato all'ospedale di Venezia con il motoscafo del 118. Importanti le conseguenze sul traffico. ACTV ha dovuto sospendere la linea A e la linea 11 sull'isola, informando gli utenti anche attraverso l'assessore alla mobilità Michele Zuin, che ha avvisato tramite i social del grave incidente, la viabilità ripristinata solo dopo alcune ore.
E grave incidente in via Caose a Borso del Grappa. Un parapendista tedesco in fase di atterraggio è arrivato corto, finendo con le gambe dentro il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata a bordo pista. L'uomo, soccorso dai sanitari di Pedemontana Emergenza, arrivati con ambulanza e automedica, ha riportato una lesione spinale ed è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove verranno eseguiti ulteriori esami per verificare le sue condizioni. E adesso andiamo a Padova al 9° raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Era presente il ministro dell'Interno Piantedosi, che è intervenuto sul tema della sicurezza e il potenziamento della scorta per le figure istituzionali. Chi si occupa di sicurezza agisce in base a principi di massima precauzione, quindi anche questo a prescindere da segnali concreti, specifici, che molto spesso è anche difficile cogliere e avere. Quindi si fanno valutazioni di scenario e comunque si cerca di andare sempre un po' più in là e quindi di fare opera di prevenzione massima, siccome non costa nulla farla. Massima precauzione, anche se avvisaglie concrete non ci sono. Il ministro Piantedosi spiega così la circolare riservata inviata a questori e prefetti: analizzare il livello di sicurezza delle scorte, delle protezioni personali di istituzioni ed esponenti del governo e in caso rafforzare le misure di sicurezza. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni, seguite l'uccisione dell'attivista americano di destra Charlie Kirk sull'arma della violenza verbale sempre più diffusa che può incitare a quella fisica, Piantedosi conferma che non si può sottovalutare nulla. Tutto può accadere, chi può dire, insomma, il nostro contesto politico, sociale è molto diverso, insomma, e quindi mi tenderei a dire che grazie a Dio siamo, insomma, una società che ha ancora degli anticorpi da questo punto di vista, però la storia ci insegna che dobbiamo poi stare sempre attenti a non... Il ministro ha poi parlato del tema delle zone rosse, un argomento che nelle città di tutto il Veneto, in particolare a Padova, ha scatenato nei mesi scorsi un forte dibattito tra le forze politiche. A Padova, proprio mentre sta per scadere la zona rossa nel quartiere Arcella, il ministro conferma la volontà di rinnovare il provvedimento. Se ne discute, io so che c'è anche molto apprezzamento qui a Padova come altrove, perché poi non è altro che un modo per rafforzare la vigilanza e il controllo sul territorio, come ha spiegato dai cittadini da più parti, quindi vedere la presenza maggiore, più visibile appunto delle forze di polizia e soprattutto scandita, insomma, nell'operatività da determinati obiettivi, quindi ecco perché continueremo. E Antena 3 questa mattina ha seguito in diretta e vi ha mostrato la sfilata in Prato della Valle a Padova dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, proprio alla presenza del ministro Piantedosi. Una divisa che non si smette mai, nemmeno dopo la fine del servizio, e che hanno indossato con orgoglio a Padova per la sfilata a Prato della Valle, una città che ha accolto più di 5.000 poliziotti in pensione arrivati da tutta Italia per il 9° raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Gli applausi accompagnano le sezioni del Veneto, ultime a sfilare nella lunga parata che è stata aperta dalla delegazione della polizia ucraina per siglare il forte legame di amicizia. Una festa della polizia da condividere con la città per celebrare l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine che prosegue anche oltre per tutta la vita. Fuori dal servizio di dare un aiuto alla comunità in modi diversi, volontariato, attività sportive, sempre per coinvolgere sui valori dell'amministrazione. Il raduno si svolge ogni 3 anni e per la 9ª edizione è stata scelta Padova, orgogliosa di ringraziare i poliziotti per il loro lavoro, ha detto dal palco il sindaco Sergio Giordani. Presente all'evento anche il capo della polizia Vittorio Pisani, che ha ricordato i valori dell'associazione: libertà, giustizia, uguaglianza e fratellanza, portati avanti da oltre 57 anni. Sul palco le maggiori istituzioni, dal ministro Piantedosi ai sottosegretari Andrea Ostellari e Nicola Molteni, il prefetto di Padova e il questore Marco Odorisio. Una bellissima giornata proprio di osmosi tra la collettività e i cittadini di Padova che ci hanno onorato appunto oggi ospitandoci con questa 3 giorni che è culminata con questa manifestazione, e la Polizia di Stato. Quindi proprio un segno anche di riconoscimento a favore dei cittadini, dove poi l'ANPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, composta da appunto poliziotti
in quiescenza, continua a essere testimone e portatore di quei valori, sono molto attivi appunto nell'ambito dei percorsi di legalità, protezione civile, aiuto delle persone. Ieri a Mestre, al Festival della Politica, è intervenuto anche il professor Massimo Cacciari, ha parlato di regionali, tranchant la sua analisi per il PD, dice si tratta di una sfida impossibile, si concentri su Venezia. La sfida alle regionali mi pare assolutamente impossibile, data la situazione in cui versa il Partito Democratico. Io, se fosse il Partito Democratico, mi concentrerei invece nel tentativo di rivincere a Venezia. Non usa mezzi termini il professor Cacciari quando gli si chiede come vede la partita delle regionali in Veneto, una sfida che l'ex sindaco di Venezia definisce impossibile per il PD, dando praticamente scontata la vittoria del centrodestra nonostante manchi ancora un candidato alla presidenza, e a chi spetterà l'ultima parola sul nome Cacciari ha le idee ben chiare. Mi pare che ormai le cose si siano abbastanza delineate, non rischieranno la pelle sostituendo Zaia, ci sarà il candidato di Zaia, quindi la battaglia alle regionali mi pare impossibile. Per Massimo Cacciari dunque è già archiviata la pratica regionale e allora il PD deve concentrare le proprie forze su Venezia con sfide ben chiare da affrontare. Non è certo una situazione di povertà o di disagio economico, è una situazione nella quale è difficilissimo, diciamo così, convivere con un'economia turistica scatenata, e quindi lo sforzo sarà sempre quello, cercare di organizzare al meglio questi flussi e cercare di fare una politica per l'abitazione e per la casa che favorisca quanto possibile, quanto umanamente possibile, gli indigeni. Per i professori, insomma, l'obiettivo del PD si chiama Cafarsetti, ma sono necessari alcuni punti fermi per centrarlo. Bisogna che il Partito Democratico sia tutto assolutamente unito come un solo uomo, su un candidato che sia abbastanza forte, sufficientemente forte, e poi mettere in campo il cosiddetto campo largo. Varrà quel che varrà, ma se non c'è non è possibile vincere neanche a Venezia. Io mi concentrerei a Venezia. Maniglio farà la sua campagna regionale e tanti auguri, ma non si può chiedere a nessuno l'impossibile. Intanto nel centrodestra continua il botta e risposta a distanza tra gli alleati sulle candidature. Nelle scorse ore sono arrivate le dichiarazioni del segretario della Lega Salvini: mi auguro che il centrodestra scelga in fretta, noi siamo pronti da tempo, abbiamo le liste pronte in tutte le province. A stretto giro la risposta del leader di Forza Italia Antonio Tajani: non è certamente Forza Italia che rallenta, ci sono problemi che devono essere risolti dalla Lega. Io non ho nessun ritardo, sono pronto a fare domani mattina o stasera la riunione, da parte mia non c'è nessun tentennamento o voglia di ritardare. Ermetico anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Padova alla festa dell'ANPS. Un election day non è possibile che ci sia, perché ogni regione si determina da sé, come sa alcuni hanno già fissato anche abbastanza breve, quindi non è possibile. Interne invece sui candidati. Riunioni previste? No, io non lo so, ma se lo sapessi non lo direi. L'autunno è alle porte, sono già tanti trevigiani colpiti da sindrome influenzali, aumentano i ricoveri e aumentano anche i ricoveri da Covid. La sindrome influenzale ormai ce la stiamo portando avanti già da diversi mesi e difatti abbiamo diversi ricoveri proprio per questo. Abbiamo un'implementazione dei ricoveri per Covid in persone anziane e quindi tutto fa pensare che effettivamente questa variante nuova del Covid possa portare qualche problemino alle persone anziane e alle persone fragili. Numerosi sono i trevigiani che al rientro delle vacanze si sono ritrovati a letto con febbre alta e raffreddore, un'impennata soprattutto di casi Covid che creano qualche problema alle persone fragili. Quello che ci fa ben sperare è che comunque le persone vengono chiaramente ricoverate, quelle più fragili, ma nel giro di un paio di giorni, 2 o 3 giorni, poi vengono dimesse perché tornano alla normalità. Non abbiamo nessun caso in terapia intensiva e questo ci fa ben sperare anche per il futuro. A breve, spiega il direttore generale, ci sarà la disponibilità di vaccinare per questa nuova variante tutte le persone fragili, mentre fra qualche giorno scatterà anche la campagna vaccinazioni per l'influenza. Nelle ultime 2 settimane ci sono stati 107 ricoveri per sindrome influenzali e 25 per Covid.
Poi un accenno alla sanità, tenuto conto che in futuro ci sarà una popolazione sempre più anziana, vivremo di più, dice, ma con patologie croniche. Allora l'unico modo per chiaramente dare delle risposte a tutti sono questi raggruppamenti che sono le case di comunità. All'interno di queste si fa la specialistica e la telemedicina e si gestiscono i pazienti cronici a domicilio con dei device, con dei braccialetti, in modo tale da controllarli continuamente, evitando di far loro viaggi per niente e di andare nelle case di comunità o in ospedale nel momento in cui realmente c'è bisogno. E continuiamo a parlare di sanità. Celebrati all'ospedale San Camillo di Treviso i 20 anni del reparto di riabilitazione, con un focus sull'umanizzazione delle cure, in particolare dei pazienti colpiti da ictus. Oltre 8.000 pazienti nell'arco di 20 anni, ma sono le ore di degenza lo specchio reale dello sforzo compiuto, più di 198.000. I numeri sono quelli dell'unità di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale San Camillo di Treviso, che con un evento aperto al pubblico ha voluto celebrare questo anniversario incentrando interventi e testimonianze sul tema dell'umanizzazione delle cure. E in questi ultimi anni il nostro percorso, soprattutto dopo le problematiche del Covid, si è indirizzato a dare ai nostri pazienti qualcosa di più rispetto solo ai trattamenti riabilitativi. Abbiamo aperto dei laboratori di musicoterapia, medicina narrativa con l'aiuto di volontari e di giovani delle scuole che fanno il service learning, e ci è sembrato un tema da condividere con tutti. I laboratori attivati con gli studenti del Collegio Pio X, volti e immagini ripercorsi in una mostra fotografica alle palestre riabilitative e poi un convegno terminato in un concerto con interventi e testimonianze sull'importanza del mettere al centro non la malattia ma l'uomo malato in tutte le sue sfaccettature, musica, arte e pittura come ritorno alla vita. Per noi hanno un triplice significato, certo quello terapeutico, ma anche quello di permettere a pazienti che hanno lunghi periodi di ricovero di trascorrere alcune ore lontani dalle palestre e dalle altre cure, e uno scopo importante è quello di favorire la socializzazione. Quello del San Camillo è stato l'unico reparto di riabilitazione del territorio rimasto Covid-free durante la pandemia per continuare ad accogliere in particolare i pazienti colpiti da ictus, ed è una realtà in ulteriore crescita, avendo ottenuto dalla Regione l'autorizzazione ad altri 20 posti letto. 2 decenni di grandi sforzi alle spalle e una giornata di festa, quella organizzata in collaborazione tra gli altri con Centro Marcabanca, servita innanzitutto per dire grazie. Grazie alle persone con cui ho la fortuna di lavorare, perché il lavoro della riabilitazione è un lavoro fatto principalmente in team, dove il lavoro principale viene fatto dai fisioterapisti, dai logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi, ma anche OS e infermieri della riabilitazione, che sono infermieri particolari perché non solo curano il paziente nelle loro difficoltà, ma lo accompagnano nella quotidianità a recuperare i progressi che poi fa con gli altri colleghi. Comune di Fonte e provincia di Vicenza pronti a chiedere aiuto alla Regione per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Schiavonesca Marosticana. Del passaggio della competenza di determinate arterie dalla provincia alla regione o ad ANAS si parla da tempo. Anche nel Trevigiano, dove tra le strade interessate a questo trasferimento di pertinenze rientra l'SP248 Schiavonesca Marosticana, che parte da Vicenza e nel tratto della Marca da San Zenone degli Ezzelini finisce a Nervesa della Battaglia, passando per Fonte. Stiamo parlando di una strada di collegamento trafficatissima che si vede come punto nevralgico in entrata e uscita dalla Pedemontana Veneta. Tutti conoscono la criticità di quel semaforo di Onè che vede la 248 intersecarsi con le vie Montegrappa verso nord e Castellana verso sud, quest'ultima che porta proprio al casello SPV di Riese. La provinciale è destinata a rientrare sotto l'egida regionale con Veneto Strade, ed è proprio a questo punto che la provincia e il comune di Fonte stanno facendo fronte comune per chiedere proprio alla Regione di portare avanti un lavoro di squadra per poter risolvere un punto nero della viabilità locale. Fonte secondo me è il punto principale perché veicola un numero di macchine assolutamente importante, è a cavallo tra diverse zone industriali, riceve il traffico della Pedemontana e quindi in questo momento forse è il punto più critico che abbiamo tra la Castellana e la Pedemontana del Grappa. Il sindaco di Fonte ha avviato un processo di riqualificazione viaria che dovrà essere portato avanti anche tra i comuni del circondario, a cominciare da quelli afferenti all'IPA con cui Sommadossi si è già confrontato. È la porta di casa di tutta la Pedemontana, un territorio che con tutta l'IPA raccoglie quasi 60.000 abitanti e abbiamo quindi bisogno davvero di
un aiuto da parte di tutti, perché davvero insieme quest'opera si può fare. È già stato abbozzato qualcosa? Abbiamo già un'opera ingegneristica di quello che di questa rotatoria, però il mio è un discorso a fare anche un po' più ampio per il centro di Onè. Si tratta di una piazza, quindi si tratta di collocare una rotatoria all'interno del cuore pulsante del commercio che era negli anni scorsi Onè. Quest'opera è un'opera dei cittadini, dei fontesi, del territorio pedemontano. Usciamo per un attimo dalla provincia di Treviso, andiamo a Bibbione, dove residenti e turisti denunciano sporcizia, strade e marciapiedi poco sicuri e aree verdi trascurate. Siamo qui per una manifestazione, dimostrazione super pacifica per ribadire all'amministrazione che molti problemi a Pineda non sono ancora stati risolti. Una situazione di disagio che riguarda tutti: sporcizia diffusa, presenza di animali selvatici, strade difficilmente accessibili e parchi trascurati. Problemi che continuano a pesare sulla qualità della vita e sull'esperienza della località turistica. Il trasporto rifiuti non funziona, il porta a porta presenta moltissime criticità, con borsette sparse lungo i viali, lungo le viuzze e con conseguente proliferazione di gabbiani, di topi e di altri animali, con grave danno per la salute e l'igiene pubblica. Strade impercorribili, marciapiedi pericolosi, segnalati all'amministrazione. L'Associazione per la tutela e valorizzazione di Bibbione Pineda ha portato la questione direttamente al sindaco Flavio Maurutto, che si è detto pronto a prendere provvedimenti. Bisogna intervenire subito, non la prossima stagione. Adesso vedremo che risposta avremo dall'amministrazione per tutte queste problematiche. Aperto a Badoero un nuovo sportello bancomat self. Oltre alle normali funzioni sarà più tecnologico e consentirà di avvalersi anche degli esperti. Inaugurato il nuovo sportello automatico di Centro Marca Banca, situato presso il centro civico di Badoere. Oltre ai normali servizi di self-service, i nuovi uffici sono anche dedicati alla consulenza specialistica e personalizzata fuori sede. Imprese e cittadini possono infatti prenotare sia telefonicamente sia tramite WhatsApp al numero 335 56 23 877, attivo dal 15 settembre, un appuntamento per ricevere assistenza finanziaria, creditizia e assicurativa. Stiamo ponendo le basi per un nuovo modello di servizio bancario, un modello che punta ad unire l'innovazione alla vicinanza al territorio. È il nostro concetto di banca del futuro, del presente, una banca che abbraccia la digitalizzazione per facilitare l'operatività alle persone, ma anche non si dimentica e non rinuncia al contatto umano, e questo è molto molto importante. I quasi 5.000 abitanti del comune avranno quindi un servizio più pratico, accessibile e in linea con il mondo che cambia. C'è anche un ambiente dedicato alla consulenza altamente specializzata, dove i nostri consulenti potranno parlare ai giovani per accompagnare l'acquisto di una prima casa, per parlare di risparmio in questo contesto molto difficile, per parlare anche alle imprese delle opportunità che ci sono per reperire bandi a fondo perduto. Gli spazi di via Sile messi a disposizione dall'amministrazione sono stati ristrutturati dall'ente, a dimostrazione della sinergia pubblico-privato che funziona anche come presidio del territorio. In passato ho avuto diversi istituti bancari che presidiavano il territorio, poi per l'evoluzione che c'è stata non ci sono più stati. Ecco, quindi con questo progetto partito dalla passata amministrazione, insieme con Centro Marca Banca, è stata trovata questa nuova formula innovativa per riavere un punto che sia presidiato nel territorio, con una formula nuova verso quella che probabilmente sarà l'evoluzione dei servizi bancari. Non si tratta quindi di una filiale, ma di un primo punto di contatto tra cittadini e banca, un fatto oggi rilevante mentre molti sportelli chiudono i battenti. Coniugare l'informatizzazione o la tecnologia con il contatto umano per noi è uno dei valori imprescindibili per il nostro modo di vedere la banca e il nostro modo di essere vicini al territorio. C'è sempre più bisogno di soccorritori. A San Biagio di Callalta arriva un nuovo corso di formazione. Un corso di formazione per soccorritori di ambulanza. L'iniziativa parte da Castelmonte Academy con il patrocinio del Comune di San Biagio di Callalta e della sezione comunale dell'Avis. Si tratta della seconda edizione. L'obiettivo è quello di far avvicinare i giovani a questa importante professione.
Il corso è strutturato in lezioni frontali che si svolgeranno in orario serale per permettere la partecipazione anche di chi già lavora, e in un percorso di tirocinio che farà accedere appunto i discenti nelle ambulanze del 118 regionale, per permettere appunto un approccio più diretto e più concreto a quella che è la realtà dell'emergenza territoriale. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per chi desidera acquisire competenze fondamentali nell'ambito dell'emergenza sanitaria e contribuire concretamente alla sicurezza della comunità. La prima lezione si terrà martedì 16 settembre alle 20:30 presso la sala consigliare del Comune di San Biagio di Callalta. Questo è un vantaggio per l'amministrazione comunale di San Biagio, proprio perché include il sociale, ovvero appunto l'appartenenza del territorio dell'Avis, appunto di San Biagio, ma soprattutto una collaborazione che va a tre, bensì appunto con Castelmonte, di cui appunto l'amministrazione già si occupa con le ambulanze per il territorio. Come associazione siamo molto felici di promuovere questa iniziativa, pensiamo che sia di fondamentale importanza divulgare questo ruolo per tutti i cittadini e diventare soccorritori per dare il proprio contributo nella comunità e in un'attività sociale e di volontariato che è uno dei pilastri della nostra società. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Non è necessario avere precedenti esperienze nel settore sanitario. Chiunque abbia la volontà di mettersi in gioco e offrire un contributo concreto potrà partecipare e avvicinarsi al mondo del volontariato o intraprendere un percorso professionale in questo ambito. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, grande partecipazione questa mattina in Piana del Cansiglio per le celebrazioni in occasione dell'81esimo anniversario del rastrellamento nazifascista e dell'80esimo della liberazione. È stata l'occasione per ricordare i partigiani della divisione garibaldina Nino Nannetti e i valori per i quali hanno combattuto, con un inevitabile riferimento alle guerre in corso, da quella in Medio Oriente con il massacro a Gaza al conflitto in Ucraina. Dopo la messa nella chiesa di Sant'Osvaldo, il corteo si è spostato fino al monumento che ricorda i 480 caduti della divisione garibaldina Nino Nannetti, dove c'è stata la deposizione di una corona d'alloro e l'alzabandiera prima dei discorsi delle autorità presenti. E grande festa per il gruppo Alpini Spresiano Lovadina, che ha festeggiato i 60 anni inaugurando la nuova sede. Era il 14 marzo del 1965. Il nostro giornale sezionale, per noi il nostro libro di storia, Famiglia Alpina, riporta che qui si tenne una dunata. Inizia così la storia del gruppo Alpini Spresiano Lovadina, una storia lunga 60 anni che le penne nere hanno festeggiato con la sfilata lungo le strade del paese, accompagnati dalla fanfara di Conegliano, fino alla nuova sede inaugurata proprio in occasione di questo anniversario speciale. È un vero onore essere qui a rappresentare il gruppo in questo momento così importante, ha detto il capogruppo Enzo Manfrenuzzi, costretto dall'emozione a fermarsi più volte durante il suo intervento. Proprio qui, accanto al monumento dedicato agli alpini andati avanti, non posso dimenticare il compito dei militari e del corpo degli alpini che in passato hanno saputo compiere il proprio dovere nella difesa nella patria, sperando che il loro esempio non sia stato inutile. 60 anni non sono solo un numero, sono un cammino. 60 anni di mani tese, di presenze silenziosi ma costanti, ha detto il sindaco della Pietra. Anche per lui grande l'emozione, soprattutto nel ricordare i tanti momenti, da quelli belli a quelli più complicati, condivisi con gli alpini, sempre pronti a dare una mano quando ce n'è bisogno. Con voi ho condiviso davvero tanto. Ci siamo trovati fianco a fianco nei momenti più difficili, quando c'era da organizzare magari raccolte fondi o di correre in aiuto ai territori colpiti da problemi e disastri. Ricordo Norgia con particolare affetto. E poi ci siamo ritrovati a ridere e scherzare insieme durante le adunate e le feste tradizionali. Quando si vede un alpino si sa che si può contare su di lui.
Perché dietro quel cappello non ci sono solo penne, ci sono storie di servizio, di sacrificio e di amore profondo per la propria terra. La nuova sede intende sposare quelli che sono i valori degli alpini, rappresentando un luogo di incontro per tutta la cittadinanza. Abbiamo voluto creare uno spazio più confortevole e ospitale da mettere a disposizione alla cittadinanza. Tanti giovani che hanno partecipato alla Festa dello Sport 2025 in diversi comuni della Marca, piazze piene di ragazzi sia a Giavera del Montello che a Treviso. Nella splendida cornice di Villa Wasserman, la festa organizzata dal comune di Giavera del Montello con la collaborazione della Proloco e il patrocinio del CONI. I partecipanti hanno potuto avvicinarsi e provare numerose discipline, dal calcio alla pallavolo, dalla danza al motocross, mountain bike, pallacanestro, karate, oltre alle attività delle due storiche associazioni di podistica di Giavera, Sabibe e Club del Torcio. Uno dei momenti più sentiti della giornata è stata la premiazione degli atleti di Giavera che si sono distinti per meriti sportivi nell'ultimo anno. Scenario diverso ma stessa festa anche a Treviso per la seconda edizione della giornata dello sport. Le piazze si sono animate con i giovani che hanno invaso il centro in 10.000 metri quadri per provare una quarantina di discipline diverse. E un grande compleanno per uno dei luoghi simbolo della cultura trevigiana. Lunedì il Cinema Edera ha festeggiato i suoi 65 anni. L'interesse per il cinema, quello che ciò che noi vediamo è ancora molto vivo e ci fa sperare molto bene. In oltre 800 hanno festeggiato i 65 anni del Cinema Edera di Treviso, un traguardo raggiunto grazie al lavoro instancabile della famiglia Fantoni, che dal 1960 porta in città il meglio del cinema d'autore. Il lancio è positivo appunto perché abbiamo superato questo lungo periodo e il cinema continua a essere fresco, giovane. Un'intera giornata di celebrazioni, tra film cult come Arancia Meccanica e Il cielo sopra Berlino. Non c'è niente di paragonabile all'Edera per il suo senso di amicizia, di allegria, di cultura. Un applauso commosso ha accompagnato la signora Lilli e il marito Sandro Fantoni, che insieme aprirono quello che oggi è diventato il cinema simbolo di Treviso. Io mi sono impegnata oggi di fronte agli spettatori a dare continuità a questa bellissima avventura che è iniziata 65 anni fa grazie all'impegno di mia mamma e mio papà, e quindi niente, sono molto contenta di aver visto tutto il pubblico che quest'anno è cresciuto con noi. Una storia fatta di scelte coraggiose, puntando sempre sulla qualità, sul cinema d'essai, film inediti e registi esordienti. In 65 anni ci sono stati tanti passaggi della storia anche dell'umanità, no? Lo sviluppo tecnologico, la pandemia, che hanno visto alti e bassi per il cinema, però poi adattandosi a quelli che erano i cambiamenti sono riusciti a resistere e anzi a crescere. Da ieri all'entrata del Cafoncello una targa ricorda oltre 30 anni di impegno del dottor Domenico Stellini per la sanità trevigiana. Tempi decisamente diversi da oggi, dove si tocca con mano ogni giorno la mancanza di medici di base. Ma per fare un paragone torniamo al 1986 e una delle tante riforme sanitarie gestite dall'allora direttore sanitario dell'USL 10 Stellini con il presidente dell'USL, l'avvocato Vittorio Pavan. Nessuno dovrebbe rimanere senza medico. Questo pare emergere a un più approfondito esame della situazione. Come noto, dopodomani, senza proroghe, i medici di famiglia che superano il massimale di 1.500 pazienti dovranno ricusare quelli in eccedenza, i quali dovranno trovarsi un altro medico. Una procedura abbastanza semplice la scelta del nuovo medico. Basta recarsi all'ufficio anagrafe assistiti dell'ULSS e segnalare il nominativo del nuovo dottore. Nel giro di poche ore la stessa unità sanitaria locale provvederà all'iscrizione. Sono gli stessi medici a dover consegnare la lista dei pazienti ricusati all'ULSS. Se questo non avvenisse, sarà la stessa unità sanitaria ad effettuare il trasferimento d'ufficio, secondo criteri stabiliti dal nuovo contratto nazionale e da una circolare regionale. Si tenderà ad affidare i bambini a pediatri e ad adottare un criterio territoriale, tendendo a spostare i pazienti che non abitano nello stesso quartiere dove opera il medico.
Nel territorio dell'ULSS 10 vi sono 207 medici generici e 20 pediatri. Grossi problemi non ce ne dovrebbero essere, a quanto ci ha dichiarato il direttore sanitario Domenico Stellini, in quanto già nel precedente contratto si era proceduto al cambio del medico per i pazienti in eccedenza. Il problema si pone per i medici che in ottemperanza con il contratto precedente, ma non con il nuovo, avevano scelto di associarsi con colleghi che avevano nessuno o pochi pazienti. L'ULSS procedeva a pagare per 1.500 pazienti al primo medico e le eccedenze al collega associato. Il regime di associazione non sarà più contemplato e pertanto questi dottori dovranno rinunciare ai pazienti in eccedenza. Anche qui problemi non ce ne dovrebbero essere, ci sono molti medici giovani e quindi trovare un nuovo dottore di famiglia dovrebbe essere scelta di pochi minuti. La normativa entrerebbe in vigore tra circa un mese, ma per sistemare tutto per tempo il Ministero della Sanità ha stabilito un limite anteriore di 30 giorni. Con queste immagini storiche chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio la sigla e le previsioni del tempo. Buona serata.